Se si vuole avere qualche speranza che vengano educati, bisogna togliere i bambini dagli 0 ai 6 anni ai genitori rom e sinti. La dichiarazione estrema è stata pronunciata in Consiglio regionale dall'assessore veneto all'istruzione Elena Donazzan e ha scatenato le immediate reazioni dell'opposizione. Per Claudio Sinigaglia del Partito Democratico i bambini meno integrati andrebbero invece maggiormente assistiti con l'aiuto di un mediatore culturale, mentre sottrarli ai loro genitori è fuori discussione. Agli italiani che si comportano allo stesso modo coi propri figli, evitando anche di mandarli a scuola, replica l'assessore, un assistente sociale li toglierebbe subito. Considerazione condivisa da una buona fetta di popolazione, ma non da tutti. Come chi toglie i bambini a quei italiani perché li manda a scuola, è giusto che cava anche i zingari. Anche perché impara a fare i delinquenti come che fa i genitori, impara ad andare a rubare e li manda in giro per le case a rubare, non può fare niente i putei, no? Sono trattati come sono trattati, in mezzo alla fognatura, in mezzo allo sporco, in mezzo a tutto, quindi sarebbe utile, molto utile. Togliere i bambini ai genitori no, perché si può fare altrimenti secondo me. Cioè si può studiare un sistema per convincerli a mandarli a scuola, ma non togliere i bambini ai genitori. Penso che sia una cosa atroce.